Il calcio è fantastico finché, per fortuna, ci ha rivelato Medical Group. Parliamo di calcio, siamo in collegamento con Leonardo Raggio, nuovo difensore del Treviso Football Club 1993. Per prima cosa, Leonardo, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a voi. Allora, Leonardo, per prima cosa, come sono andate le trattative che ti hanno portato appunto a diventare un nuovo giocatore biancoceleste? Quest'anno ho appena finito il campionato passato, diciamo, subito ho avuto il contatto del direttore reggimenti che ho avuto anche nelle mie scorse stagioni al Trento, dove abbiamo avuto diversi colloqui che alla fine mi hanno portato qui a Treviso in questa nuova società. In particolare, che cosa ti ha colpito del progetto del Treviso? Il Treviso sicuramente è una città e una squadra molto importante, con una storia dietro veramente valorosa e di tutto rispetto. Sicuramente il direttore mi ha subito spiegato che c'è tanta voglia di fare bene e di mettere in mostra, quindi senza dubbio ho subito accettato la proposta e, e sono subito venuto, insomma. Qual è stato il primo impatto con la società, in particolare con i nuovi compagni? I nuovi compagni ho visto subito, diciamo, il loro valore dal lato calcistico in campo, subito si nota il loro valore, ma la cosa più fondamentale, magari soprattutto entrando in nuovi gruppi così, è anche l'aspetto umano al di fuori del campo e tutto il resto, e mi hanno subito accolto come uno di loro fin dal primo giorno e quindi posso dire di essermi trovato subito a mio agio, come se fossi a casa mia subito. Parlaci un po' di te, Leonardo, in particolare del tuo percorso sportivo. Allora, io cresco insomma, nelle giovanili del Genoa, dove sono arrivato fino alla primavera. Dopodiché ho fatto le mie esperienze al di fuori da Genova, ho girato in società comunque importanti come il Lecco, il Trento, e l'anno scorso alle Vico Terme, che mi hanno formato e cresciuto in questi anni, che comunque giocare con i grandi ogni anno ti porti dietro nuova esperienza e ti fa crescere molto. Ecco, a proposito di esperienza, che cosa in particolare delle esperienze che hai avuto, che hai accumulato, intendi portare per, la causa del Treviso? Sicuramente dai due campionati che ho disputato nella categoria superiore, il campionato di Serie C, sicuramente mi hanno dato quella consapevolezza e quell'esperienza in più che quel campionato può offrire, confrontandomi spesso con giocatori importanti che hanno altrettanto disputato categorie superiori rispetto alla Serie C. Quindi posso portare nel mio piccolo un po' di esperienza ai ragazzi anche più giovani e, e io altrettanto posso imparare dai miei compagni che sono giocatori con una carriera molto importante. Mi sembra un ottimo presupposto. Tu hai un giocatore di riferimento, intendo dire un idolo o qualcuno a cui ti ispiri? Certo, sì, il mio idolo fin da piccolo è sempre stato Sergio Ramos, credo che per i difensori sia un po' l'idolo di tutti per il suo carattere e la sua fame che mette in campo ogni partita. Ecco, a proposito di ruolo, tu appunto sei un difensore centrale per l'esattezza, ma al di là di questo, come ti descriveresti dal punto di vista tecnico? Allora, non mi piace molto descrivermi da solo, però lo farò, insomma. Diciamo che mi reputo un po' un difensore dei tempi moderni a cui piace un sacco impostare e avere tante volte la palla tra i piedi, per far partire il gioco, ma mi reputo anche altrettanto forte sull'uomo, dove esco sempre molto aggressivo, quindi secondo me è una buona combinazione. E direi che ti sai descrivere molto bene. Dicevamo difensore centrale, hai sempre fatto quello oppure ti ritieni un giocatore anche un po' duttile, nel senso che ti puoi adattare a seconda del ruolo che propone il mister? Allora, ormai negli ultimi anni ho sempre fatto difensore centrale, ma non nego che nelle giovanili mi hanno provato anche posizioni come centrocampista, play davanti alla difesa, appunto per impostare.
e far partire il gioco, ma ormai mi reputo al 100% un difensore, insomma. Chiarissimo. Un'ultima cosa, tu sai che la piazza trevigiana, è una piazza molto, molto ambiziosa, tra l'altro il Treviso è reduce da una promozione, quindi le aspettative saranno sicuramente alte. Che messaggio vuoi dare fino ad ora ai tifosi biancocelesti? I tifosi, che so che sono numerosi in questa città bellissima, posso dire che noi siamo una squadra che ha dei valori e che cercheremo di portarli ogni domenica in campo per valorizzare la maglia e che daremo sempre tutto noi stessi per cercare di arrivare a grandi obiettivi che la società merita. Chiarissimo. E dunque per averci parlato di sé, dei suoi obiettivi, delle sue prospettive, ringraziamo di cuore Leonardo Raggio, nuovo difensore del Treviso Football Club, per essere stato con noi. Grazie, grazie mille a voi per l'invito, grazie. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.